Ben ritrovati amici di Gold 78, canale 78 del digitale terrestre. Oggi una puntata speciale di penalty, ci stiamo preparando naturalmente per i Penalty Awards di scena ad Enna giorno 3 giugno, dove tutti sarete invitati, ingresso gratuito presso il Teatro Garibaldi. Eventualmente potete vedere il grande galà su Gold 78 domenica 9, sempre alle ore 19, orario classico per quanto riguarda la messa in onda di penalty. Oggi una puntata un po' più particolare perché ripercorreremo in un certo senso le stagioni vincenti di alcune società importanti siciliane. Iniziamo naturalmente con la straordinaria cavalcata del Licata, vincitrice del girone A del campionato di eccellenza. Buon pomeriggio amici sportivi, siete collegati con il Biagio Fresina di Sant'Agata di Militello, dove oggi per la 28esima giornata di campionato si affrontano il Città di Sant'Agata ed il Licata. Oggi 24 marzo 2019 si disputa una finale. Lo giudice avanza, c'è la sola posizione di Zingales, per servito Saverino, c'è calcio di rigore. Parte Cicirello, il tiro e la parata di Valenti, esplode il Fresina dalla parte di tifo giallo-blu. Doda sul fondo, palla passa e c'è il gol di Roberto Assenzio. Il Licata in vantaggio, il Licata in vantaggio a Sant'Agata. Licata in vantaggio con Roberto Assenzio che va in gol dopo il palo di Davide Testa e va a prendersi l'esultanza sotto la gradinata che è occupata dai tantissimi supporters giallo-blu. Quasi al 25esimo a Sant'Agata parte Gatto, supera la barriera, Valenti coi pugni, attenzione al tiro e il gol. Ha segnato Giorgio Cicirello, pareggia il Sant'Agata, non eccepibile l'intervento di Valenti. Adesso convinto il corner, palla sul primo palo, la tocca soltanto De Cannavo, palla che resta lì e il gol, ha segnato il Licata, ha raddoppiato Totò Maltese, forse il gol che vale la Serie D, forse il gol che vale la Serie D, è arrivato al minuto 78 Totò Maltese sulla linea di porta, grosse le proteste dei giocatori del Sant'Agata, ha segnato il Licata e il Licata vince il campionato di Serie D con questa vittoria a Sant'Agata. Vince giocando da grande, vincendo sul difficilissimo campo del Sant'Agata che ha giocato un'ottima partita. Il Licata in Serie D, il Licata in Serie D. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo che ci eravamo prefissi all'inizio del campionato, cioè andare in Serie D. Ci siamo riusciti, tanti sacrifici e penso che l'abbiamo meritato, ma soprattutto lo meritano questi splendidi tifosi che ci hanno seguito in tutte le trasferte e sinceramente io personalmente questa promozione in Serie D la dedico a loro. Questo è il coronamento di 2 anni di sacrifici, di tante notti in bianco, di togliere delle risorse importanti sia economiche sia in termini di tempo alle nostre famiglie per dedicarlo a un territorio. E questa è la risposta che sognavamo da 2 anni e finalmente è arrivata. Noi cerchiamo di dare il nostro contributo, così mettendo appunto, come dicevo poc'anzi, le nostre risorse e le nostre competenze a disposizione di questo territorio. Speriamo anche che il territorio, così come l'amministrazione, ci dia una mano, perché adesso comincia il bello.
vittoria per tutta la città, per i nostri concittadini, una vittoria che si aspettava da tempo. La città ormai si sentiva abbandonata da tante cose, compreso il calcio. Questo è l'inizio di un percorso importante per la nostra città, è una speranza che si riapre nel cuore dei nostri concittadini. Io so che la nostra città sarà disponibile ad aiutare la squadra calcio, perché andare in Serie D sarà un problema economico, oltre che organizzativo e amministrativo, e le capacità questi dirigenti ce l'hanno. I ragazzi hanno la volontà di andare avanti e di fare bene, ma noi li dobbiamo aiutare. Noi come comune non lo so che cosa potremo fare, ma sicuramente la città potrà fare molto, dando un contributo emotivo, come stanno facendo stasera, che è mezzanotte e sono ancora qua a festeggiare, ma dando anche un contributo economico. Verranno incontro alla città, perché il calcio è turismo, è sport, è economia ed è tutto quello che serve a questa città, assieme a tutte le altre cose, assieme a tutti gli altri volani, l'agricoltura, la pesca e il turismo. Tra i piedi di Civilleri, che può puntare nell'1 contro 1, Civilleri con la sua consueta classe va di forza, riesce a penetrare, palla appoggiata dietro, testa, rete! La sbloccata testa, ma mezzo gol è di Civilleri, grande giocata di Civilleri, e poi testa ha postato sul primo palo, in diagonale, non ha perdonato, il Licata è in vantaggio. Cross dalla destra da parte di Rizzo, attenzione pallone che arriva nell'area di rigore, testa! Trasforma in rete, Licata che passa in vantaggio 1-0. Pira, punta all'area di rigore, serve testa, 1 contro 1 con il portiere, testa, conclusione, rimpallata, ci può riprovare, palla respinta, Corso 2-0, il raddoppio del Licata che chiude la partita. Corso, minuti di gioco 93, il Licata chiude la partita con Corso in contropiede. Palla per Rizzo che può entrare in area di rigore, Rizzo si defila, palla in mezzo, Cannavò sul secondo palo, c'è testa che realizza, il Licata si porta in vantaggio. Sono trascorsi 12 minuti e testa per la terza volta consecutiva, timbra il cartellino. Area di rigore affollata di maglie licatesi, palla che arriva sul primo palo, Chiavaro al limite dell'area, conclusione che si insacca con un gran gol da parte di Alfio Chiavaro, destro d'incontro, ed è un grandissimo gol quello del 2 giallo-blu, campione d'Europa di beach soccer, grande giocata da parte di Alfio Chiavaro. Fischia l'arbitro, parte Cannavò. Solita rincorsa del 9 giallo-blu, destro che si insacca alle spalle di Bucaria, il Licata serve il tris dopo appena mezz'ora. Palla ancora larga per Civilleri, cross sul primo palo, Cannavò tutto solo, 4-0 del Licata, doppietta per Antonino Cannavò su assist al Baggio da parte di Marco Civilleri. Convinto, riesce a mettere in movimento Rizzo, arriva sul fondo, cross in mezzo, testa sul segnalatore, 5-0 del Licata. 5-0, tutto davvero troppo facile per il giallo-blu, doppietta di Davide Testa che sale a quota 4. Palla alta che resta in campo, Dama fa da sponda, bene per Convitto, tutto solo, Convitto, e stavolta è rete, stavolta Convitto realizza, si sblocca anche lui, è il 6-1 del Licata. Limite dell'area, ancora per Chiavaro, palla bassa, Dama tutto solo, rete, gol anche di Peppe Dama che l'ha cercato e l'ha trovato. Peppe Dama mette in movimento Corso, scarta anche il portiere, 8-1 del Licata. Corso, giocata in velocità, assist di Peppe Dama, minuti di gioco 88, il Licata ne fa 8. Vediamo chi tra Polito e Angelo Caronia va sulla battuta, attenzione il gol! Segna il Canicattì con Polito che sul palo del portiere ha beffato Di Paola, una punizione bassa di Polito che ha trovato un po' spiazzato Di Paola, palla che si è insaccata all'angolino, minuto 11 del secondo tempo, palla verso Iragi che prova a guadagnare, ci riesce alla grande il fondo, prova adesso a entrare in area e c'è il calcio di rigore, per una spinta calcio di rigore.
Caronia spiazza Di Paola 2-0. Cannavò, primo squillo e assist e cross di Convitto alla bandierina, palla che attraversa tutta l'area di rigore, resta lì, Testa si esibisce in una girata, rete, capolavoro di Davide Testa, sforbiciata vincente e il Licata la sblocca così in maniera spettacolare. Ma anche per il lavoro fatto, lavoro oscuro fatto per la squadra Convitto, taglia per Cannavò, anticipo, rete! Cannavò è un gol da centravanti su assistenza di Convitto sul primo palo. Cannavò non perdona il raddoppio del Licata quando sono trascorsi 11 minuti dall'inizio della ripresa e il Licata mette in ghiaccio la sfida. E alla sagra alimentare mentre il Licata va subito in avanti con Testa che stacca, palla dentro Cannavò, il Licata è già in vantaggio. Sono passati 60 secondi dall'inizio della partita, sponda di Testa e da pochi passi Cannavò trasforma per il gol del vantaggio del Licata. Minuti di gioco 1 e Cannavò ha già colpito, Licata in vantaggio e poi San Giorgio, Ciancimino e un buco che libera Cannavò. Cannavò conclude, rete! Grande gol di Antonino Cannavò che al terzo minuto sblocca il risultato con un pregevole contropiede finalizzato con una conclusione di incontro che supera Maltese e porta in vantaggio il Licata quando sono trascorsi 4 minuti dall'inizio della partita. Davide Testa deve tenerla giù, prova invece il capovolgimento di fronte diretto, trova Cannavò che serve Convitto, area di rigore per Rizzo, 1 contro 1, Rizzo conclude e raddoppia! Un contropiede perfetto quello del Licata che si conclude con la battuta centrale di Leandro Rizzo che non lascia scampo a Maltese. Ancora Convitto, punta e salta di netto il proprio avversario, Convitto rientra, conclude, grandissimo gol di Convitto, una magia del 10 giallo-blu che trova l'incrocio dei palli lontano, un gol che vale il prezzo del biglietto, 3-0 e titoli di coda su questa sfida. Attenzione, calcio di rigore per il Licata, un fallo di mano. Io sinceramente non me ne ero accorto, ma l'arbitro è stato abbastanza deciso. 31esimo minuto, potrebbero cambiare le sorti della gara. Parte Antonio Cannavò, la sua rincorsa. Cannavò, il tiro e spiazza Costantino, Licata in vantaggio. Antonio Cannavò non sbaglia mai dal dischetto, 6° gol in campionato, capocannoniere dei giallo-blu attualmente. Palla che passa, attenzione, deviazione, il palo e la palla resta lì, Chiavaro e il gol di Maltese, ha segnato Totò Maltese, il Licata ha raddoppiato su questa punizione di Convitto deviata sul palo, poi Chiavaro è riuscito a tenerla in campo e Maltese sulla linea praticamente ha fatto suo questo pallone dalle parti di Davide Testa che serve Convitto mette palla a terra, prova a ragionare, serve in profondità, Testa che supera l'intervento di Mione, Testa, attenzione, l'occasione del terzo gol, Davide Testa, 3-0, il Licata stavolta la chiude, non c'è stato scampo con un contropiede da maestro organizzato prima da Convitto. Roberto Convitto, la palla passa, attenzione, è il gran gol di Roberto Convitto che non sbaglia, praticamente ha paralizzato il portiere sulla propria linea di porta, un gol all'incrocio dei pali che non ha lasciato scampo al portiere Costantino che allarga le braccia. No, ma perché tra l'altro anche dalla panchina sentivo che dicevano qualcosa a Chiavaro proprio per attenzione a Convitto. E 5-0, goleada del Licata, ormai è in goleada. Castellammare in bambola, spalle alla porta, viene fermato, poi Bira tre quarti campo, prova la gran conclusione, ribattuta, pallone che finisce in rete, il vantaggio del Licata, ha segnato Corso, azione rocambolesca, pallone che è finito tra i piedi di Corso che a tu per tu ha freddato Dolenti, protesta per una posizione di offside, il Geraci non ravvisata dal secondo assistente, arriva probabilmente anche un cartellino giallo per Palazzo per proteste, il Licata è però passato in vantaggio, ancora lui tra le linee, riesce a vincere un paio di rimpalli, poi viene fermato a Prestigiacomo sull'incedere dell'azione, però San Giorgio mette in movimento Testa, tu per tu, Testa, destro, rete, ha raddoppiato il Licata. Grande azione stavolta dei gialloblu con Testa che fredda sul primo palo Dolenti. Sono trascorsi 11 minuti dall'inizio del primo tempo, il Licata ha già raddoppiato. Fermato al limite dell'area Convitto, grande conclusione, grande risposta di Dolenti, Convitto ancora sul pallone, diagonale, rete, 3-1 del Licata, gol costruito da Roberto Convitto, indomito dopo la prima respinta di Dolenti, entra ancora d'incontro e realizza il gol del 3-1. Testa
può puntare all'area di rigore, Testa entra in aria, salta il proprio avversario, Testa, rete e autogol, con ogni probabilità è autogol. L'ultimo tocco dovrebbe essere stato di Prestigiacomo, ma in Licata serve il poker. 4-1 per i gialloblu. Ripeto, psicologicamente il cielo e l'Licata all'inferno del Dattilo, visto i risultati delle ultime giornate. Attenzione al cross di Testa, Rizzo e gol! Il Licata passa in vantaggio, solo 6 minuti e la sblocca Leandro Rizzo, assist di Davide Testa, un pallone che ha trovato tutto solo Rizzo dalle parti di Tosto con un piattone, l'ha piazzata Cannavò di prima per Rizzo che può puntare Monforte. Attenzione, Rizzo, pallone di ritorno, Cannavò, la finta, la palla passa, Testa e c'è il doppio! Il Licata, Antonio Cannavò, 2-0, minuto 15, la raddoppiata Cannavò, un'azione tutta di prima, Convitto, la palla passa deviata e c'è il terzo gol del Licata, non esulta Roberto Convitto che segna il 3-1, il gol dell'ex non esulta ma è una liberazione. Dattilo un po' scoperto, attenzione, Convitto scappa via, si ferma, pallone in mezzo per Rizzo e il 4-1, doppietta di Leandro Rizzo. Il cross sul secondo palo, ci arriva Convitto e arriva adesso il quinto gol, tutto sin troppo facile, gol di Cannavò. Non c'è più la tensione che si è registrata nel primo tempo, attenzione, Cannavò ruba palla, il cross e c'è il 6-1 di Corso, partita decisamente tennistica, il risultato tennistico. Attenzione l'errore, Corso davanti a Tosto, Corso attenzione e la doppietta di Corso, un po' sconsolato Testa, la voleva questa palla sì, ma questa la si è voleva fatto ormai ingolosire, era 1 metro dalla porta. San Giorgio di Testa contende un pallone a 3 piedi, poi Convitto, area di rigore, Convitto va giù, calcio di rigore per il Licata. Convitto si stava preparando alla battuta, a quel punto avrebbe avuto soltanto De Miere di fronte a sé, fischia il direttore di gara, consueta rincorsa di Cannavò che guarda fino alla fine De Miere, il destro, la rete, il Licata la sblocca all'ultimo minuto del primo tempo con Antonino Cannavò, infallibile dal dischetto. Squadre che adesso si sono spezzate in due, Convitto in mezzo al campo, grande giocata di Convitto che poi cerca di far viaggiare verso la porta Rizzo, posizione regolare, Rizzo 1 contro 1 con De Miere steso, calcio di rigore per il Licata, secondo calcio di rigore per il Licata, ma è stata pregevole la giocata di Rizzo, ammonito De Miere, ancora Cannavò dal dischetto, stesso tipo di rincorsa, destro di Cannavò ed è il raddoppio del Licata, implacabile dal dischetto Antonino Cannavò, 2-0. Se ne va Convitto, ne salta 1, ne salta 2, entra in area di rigore, conclude di sinistro ed è una magia quella di Roberto Convitto che vale il 3-0. Ci ha abituato a queste giocate entrando da destra, ma è sempre un applauso continuo per Roberto Convitto che serve il tris. Rischia di complicarsi la vita Marong che perde questo pallone, Testa la mette, vediamo le proteste, c'è il calcio di rigore per un fallo di mano di Marong. Ecco Cannavò che si appresta a battere la rincorsa, Cannavò il tiro, la tocca soltanto Tarantino e Cannavò per l'ennesima volta non sbaglia mai dal dischetto, passa il Licata in vantaggio, sono nemmeno passati 7 minuti di gioco ed il Licata sblocca il risultato al Franco Lo Monaco. Antonio Cannavò, Rizzo prova a scappare via, palla verso Sidoti, la tiene Sidoti, prova il tiro al giro e c'è l'Eurogol di Sidoti che pareggia al minuto 75, cambia il risultato, la Parmonval perviene al pareggio, gran gol con un tiro a giro sul secondo palo. Attenzione, palla che perviene in aria a Copuzza che prova a difenderla, la palla resta lì e c'è il gol della Parmonval, ha segnato Copuzza, difesa del Licata da rivedere quando siamo al minuto 86, cambia il risultato, la Parmonval è in vantaggio con Copuzza che è stato lasciato libero di stopparla, girarsi e calciare a rete. Amici sportivi, buon pomeriggio dallo stadio Dino Liotta, 13ª giornata del girone A di eccellenza, è un giorno importante per il campionato, si sfidano 2 delle prime 3 della classe, prima contro terza al Dino Liotta, Licata e Sant'Agata. Può partire il cross di Giannataci, arriva all'altezza del dischetto del rigore, pallone che resta lì, viene colpito
viene impattato da Biondo, palla che però si alza, Testa che vince il contrasto con Scaffidi, punta all'area di rigore Davide Testa, conclude, Ingrassia respinge di piede, resta lì Rizzo, spara alto Leandro Rizzo di sinistro, ne salta 2, Genovese conclude sul primo palo chiamando all'intervento Valenti che si è protetto, non è finita, conclusione ancora di Compagno e allora è convinto sul punto di battuta, va a calciare in porta e a chiamare Ingrassia ad un intervento non eccessivamente complicato. Buon tempo, allarga per Biondo, conclusione che si alza sulla traversa di Valenti. Davide Testa che penetra dalla sinistra, va giù ed è calcio di rigore per il Licata! Grande giocata di Davide Testa. Fischia il direttore di gara, consueta rincorsa di Cannavò, il destro si oppone stavolta Ingrassia. Primo errore per Cannavò. Licata che resta comunque avanti, Testa, non c'è fallo su Scaffidi, Testa può puntare Tricamo, limite dell'area, Testa può rientrare, lo fa, se va sul sinistro, deviato, calcio d'angolo, Pira, pallone che va messo in aria, arriva il cross sul secondo palo e Ingrassia si allunga per deviare ma era fuori gioco anche in queste circostanze. Ma non c'è più tempo, arriva il primo pareggio stagionale al Dino Liotta tra Licata e Sant'Agata, finisce 0-0, Licata che recrimina per un calcio di rigore sbagliato da Cannavò. Può crossare Rizzo, arriva un cross in aria, fallo di mano e c'è calcio di rigore anche per il Licata, fallo di mano ingenuo, lo dobbiamo dire, da parte di King, consueta rincorsa da parte di Antonino Cannavò, che andrà di destro, il destro, la rete, il Licata pareggia, ha segnato Cannavò, è 1-1 al 6° minuto della ripresa. Buona la giocata di Enea che riesce anche a servire San Giorgio, area di rigore, palla in mezzo che resta lì e il Licata è in vantaggio. Ha segnato Roberto Assenzio, 2-1 del Licata, ha segnato Assenzio, il Licata la ribalta, Assenzio limite dell'area 2 volte, Assenzio tiene il pallone su, ancora, pal cross, secondo palo, Testa, rete, Davide Testa torna al gol e il Licata serve il tris con Davide Testa, partita in ghiaccio, gioco, partita, incontro. Rizzo prova a centrarsi, prova a superare Accardo, il cross tagliato, ma il Cannavò è la gol, il Licata passa alla prima vera occasione, 12° minuto, Antonio Cannavò mette dentro la sfera su un ottimo cross di Leandro Rizzo, 1-0 per il Licata che la sblocca così al minuto 12. Chiavaro vede, attenzione, Cannavò tutto solo, prova a passarla per Testa e c'è il raddoppio, anzi è San Giorgio, primo gol con la maglia del Licata per Alessio San Giorgio, il Mazzara totalmente distratto in questa situazione, tutto è partito da Chiavaro che ha visto benissimo Cannavò che si è diestreggiato al centro dell'area con un tocco di esterno, ha passato a San Giorgio, minuto 33, il Licata raddoppia qui a Mazzara, Alessio San Giorgio. Il gol partita di Roberto Committo è una perla, forse il portiere Leone avrebbe potuto prendere meglio le misure per intervenire, fatto sta che il tiro dal vertice sinistro dell'area di rigore non gli lascia scampo, è un pallonetto calibratissimo che si insacca alla sua sinistra e fa esplodere la gioia anche del gruppetto di sostenitori giunti dall'Agrigentino. Convinto. Può allargare da quest'altra parte verso Cannavò, posizione regolare, area di rigore per Cannavò che rientra, si può coordinare di sinistro, conclude, rete! Antonino Cannavò, limite dell'area, Doda, scodella sul secondo palo, stacco di testa di San Giorgio che vale il raddoppio del Licata. Assenzio, mette in movimento Cannavò, area di rigore, Cannavò 1 contro 1 con Romè, premia Convitto che conclude all'incrocio dei pali per il terzo gol del Licata. Convitto, cross sul primo palo dove irrompe Cannavò per il poker del Licata, spizzata sul secondo palo di Antonino Cannavò. Quest'altra parte per Rizzo, arriva puntuale la sovrapposizione di Chiavaro, premiato da Rizzo, Chiavaro, diagonale che si insacca alle spalle di Tinnirello per il pokerissimo del Licata, arriva anche il gol di Alfio Chiavaro. Rizzo prova a mettere in movimento Testa, posizione regolare, conclusione al volo e grande gol di Davide Testa tra le linee. Può aprire da quest'altra parte verso Rizzo che si è spostato sull'auto di sinistra, Rizzo rientra, doppia finta, cross per Davide Testa che realizza la sua personale doppietta. Tutto in attesa dello scontro diretto del 27, mentre arriva un cross in area per Dama che trova la rete
arriva anche il gol di Peppe Dama, 8-0 per il Licata, gol al 90°. Corso sulla destra, c'è solo Cannavò, prende palla in mezzo, tutto regolare, supera un avversario, Cannavò, 1-0, il Licata in vantaggio. La prima conclusione in porta, Antonio Cannavò, sventagliata di prima di esterno di Chiavaro con la testa Bosco, c'è Testa che addomestica il pallone, il tiro e il gran gol, Davide Testa, gran gol all'angolino, una vera bomba, minuto 9 del primo tempo, il Licata è già in vantaggio di 2 reti, ma questo è un gran gol. Adesso attenzione a Cannavò nell'area che prova indietro per Doda, gran gol! Tutto pronto alla rincorsa di Roberto Convitto, la intuisce soltanto Alfano, ma troppo precisa la conclusione di Roberto Convitto. Il pallone serve involontariamente Rizzo che allarga dalle parti di Convitto, ottiene il pallone Convitto di prima, Cannavò 5-0, che bel gol, palla in mezzo dalle parti di Dama che schiaccia all'angolino, Peppe Dama segna lo 0-6, non ha avuto difficoltà Dama a svettare più alto di tutti data la sua stazza. Perde palla Tedesco, Convitto dove può puntare all'area di rigore, entra, palla passa sul secondo palo, Testa, il Licata è in vantaggio, l'ha sbloccata Davide Testa, errore clamoroso da parte di Tedesco, ha sfondato sulla destra Convitto appoggiando il pallone per Davide Testa che sul secondo palo è arrivato puntuale all'appuntamento con il gol, esplode lo stadio di Oliotta, Davide Testa, minuti di gioco numero 12, il Licata è in vantaggio. Dribbling tentato da Convitto che entra dentro l'area ed è calcio di rigore fischiato dall'arbitro Carlo Palumbo per un tocco di mano probabilmente. Sta per concludere il tiro e la rete, spiazzato il vantaggio del Licata. Assenzio verso Convitto, l'1 contro 1, palla in mezzo, attenzione, arriva a Testa, il salvataggio, poi Assenzio, il gol, Licata in vantaggio, ha segnato Roberto Assenzio, l'abbiamo detto, poteva essere sbloccata in qualunque momento ed è arrivato il gol al 37° minuto, un'azione che ha visto Convitto crossare in mezzo, il salvataggio alla disperata di Agate, Bevilacqua non la può prendere con le mani, serve infatti con i piedi, attenzione, Lombardo perde palla, Licata per Cannavò, Testa e c'è il 2-0. Palla per Testa, Convitto in posizione regolare, di nuovo di prima per Testa, posizione regolare, Testa, Davide Testa, 3-0 del Licata. Questo rilancio di prima intenzione a trovare Cannavò al limite, punta Prestigiacomo, ma attenzione, Cannavò potrebbe liberare il tiro, il gol! Antonio Cannavò, gol numero 23 in campionato, grandissimo il gol del nostro bomber che al limite ha superato seccamente Prestigiacomo e con un tiro violento ha piegato la mano di Gaetano Dolenti, palla che si è insaccata all'angolino, riesce a servire Doda, c'è Chiavaro che chiama la palla ma viene servito Convitto, attenzione, altra azione pericolosa del Licata, il cross sul secondo palo, Cannavò, il gol! Cannavò ha segnato il Licata, il 2-1 è arrivato al 92° minuto, Antonio Cannavò, c'è sempre lui al posto giusto sul secondo palo. Cannavò in aria, prova a girarsi, le finte di Cannavò, palla adesso sul destro, ha cerchiato Cannavò, serve Convitto, ottimo il tiro e il gol del Licata.
adesso in posizione più esterna, pallone di ritorno per Convitto, attenzione, entra in aria, palla passa e c'è l'autogol del Mussomeli con De Francesco, Licata che raddoppia, Convitto per Cannavò che stavolta posizione con la finta, Cannavò, che gol di Cannavò con una finta, ha mandato a spasso due uomini della difesa del Mussomeli e al 65esimo minuto mette il 26esimo sigillo in campionato Antonio Cannavò. Doda sul fondo, palla passa e c'è il gol di Roberto Assenzio, il Licata in vantaggio a Sant'Agata, Licata in vantaggio con Roberto Assenzio. Scorrono i minuti, siamo quasi al 25esimo, a Sant'Agata parte Gatto, supera la barriera, Valenti coi pugni, attenzione al tiro e il gol, ha segnato Giorgio Cicirello, pareggia il Sant'Agata, non eccepibile l'intervento di Valenti. Adesso Convitto, il corner, palla sul primo palo, la tocca soltanto a Cannavò, palla che resta lì, e il gol, ha segnato il Licata, ha raddoppiato Totò Maltese, forse il gol che vale la Serie D, buon tempo, cross in aria con le mani, palla che resta lì, Cappello libera e il Licata vince il campionato di Serie D con questa vittoria a Sant'Agata, vince giocando da grande, vincendo sul difficilissimo campo del Sant'Agata. Prova a prendere il campo Rizzo, ottimo il pallone per Testa, buono lo stop Testa, Davide Testa, Chimenti può soltanto opporsi e il Licata pareggia con Davide Testa. Di Giorgi sbaglia l'intervento, attenzione Cannavò, posizione regolare, Cannavò, Antonio Cannavò, Chimenti, poi Rizzo, il Licata in vantaggio. Ha segnato Leandro Rizzo sul fondo, affrontato da Sané, rientra e c'è il calcio di rigore per il Licata per atterramento di Leandro Rizzo da parte di Sané. Cannavò contro Chimenti, la rincorsa, Cannavò spiazza il portiere e arriva il terzo gol per il Licata. Cannavò sale a quota 28 in campionato. Pallone per Cannavò, posizione regolare, Cannavò, palla per Testa e segna. Ha segnato il Licata, il quarto gol Antonio Cannavò, un tiro da posizione decentrata. Licata vittorioso per una stagione importantissima, ha praticamente asfaltato buona parte delle squadre che facevano parte di questo girone A del campionato di eccellenza. Il girone B invece è stato vinto un po' inaspettatamente, ma sicuramente con grande merito, dal Marina di Ragusa. Riguardiamo e rigustiamoci la festa vittoriosa del Marina di Ragusa.
D'Agosta mette il pallone questa volta all'altezza del dischetto e rigore, poi Bello e Pellegrino, il vantaggio del Marina di Ragusa con il proprio capitano Gaspare Pellegrino, dopo 8 di gioco rompe gli equilibri. La sponda intelligentissima di Bello col petto permette a Pellegrino da pochi passi di gonfiare la rete alle spalle di Ferla. Fronteggiato da Mollica D'Agosta, surplus D'Agosta, sposta il pallone sul destro, a giro D'Agosta! Ed è il raddoppio del Marina di Ragusa con Totò D'Agosta! Fischietto alla bocca, triplice fischio, è finita! È finita! Il Marina di Ragusa approda in Serie D da neopromossa al termine di una cavalcata incredibile. Onore al Palazzolo che ha dato vita a un secondo tempo dagli altissimi contenuti agonistici. Io non ho allenato 20 giocatori, io ho allenato 20 uomini, che è diverso. Questo è il campionato che hanno vinto gli uomini. E dopo tanti anni in eccellenza una squadra ha rivoltato e ha svoltato tutto, perché questa squadra ha dato ogni oltre previsione. Soltanto un gruppo di amici poteva fare quello che ha fatto. Un grazie a questi splendidi ragazzi veramente che hanno fatto un'impresa straordinaria contro ogni più rosea aspettativa, ogni previsione, sono arrivati fino alla fine, hanno lottato, veramente un grazie a sti ragazzi che l'hanno veramente voluta sta vittoria. Non abbiamo mai mollato, diciamo contro il parere di tutti, perché nessuno ci accreditava come vincitori del campionato, ma forse non ci credevamo nemmeno noi. In corso d'opera sta cosa però ha preso coscienza nei ragazzi e devo dire veramente grazie per tutto quello che hanno fatto. Quando si lavora e poi si ci allena quando si può, tra virgolette, e poi la gente si permette anche il lusso di pungerci sull'orgoglio, poi diciamo che tra virgolette non c'è campionato. Per me Ragusa è casa mia, quindi è qualcosa di indescrivibile, vincere qui è sempre bello, poi vincere a Marina in una frazione di 2-3 mila abitanti per me è stato qualcosa di incredibile. Come ho sempre detto, questa è la squadra più forte del girone, questa è la squadra più forte della categoria, l'abbiamo dimostrato, lo dicono i numeri, lo dice tutto. E il merito è loro perché oggi ancora una volta hanno fatto una partita strepitosa a dire poco, quindi sono veramente degli eroi. Qualcuno parlava di leggende, qualcuno parlava di chissà che cosa, ma il campo poi è padrone di tutto, il campo è padrone di tutto. Descrivere l'emozione è qualcosa di veramente impossibile e niente, devo ringraziare tutti per come mi hanno accolto, per la squadra che siamo diventati durante il campionato e magari domani ce ne accorgiamo meglio di quello che abbiamo fatto, perché ora questo momento è difficile. Per me è una gioia, è la prima volta che io ho vinto un campionato così, eccellenza, anche di Girone B, non è facile di vincere un campionato così, capite così. Sono emozioni che non si possono descrivere, ma penso che per questa squadra, per questi ragazzi significa tanto, perché non dimentichiamo che io sono arrivato a settembre, ottobre ed eravamo penultimi.
poi abbiamo fatto 18 risultati utili consecutivi, quindi penso che siamo stati la squadra più continua e che se lo meritava di più di tutti. Due promozioni di fila, una gioia. Una bella annata per loro, speriamo l'anno prossimo si riconfermi. È un sogno per noi, per la nostra cittadina, un paesino così piccolo, realizzare un traguardo del genere, non ce lo saremmo mai immaginati sinceramente. Soltanto un gruppo di amici poteva fare quello che ha fatto e l'hanno fatto col cuore, l'hanno fatto sacrificando le famiglie, l'hanno fatto stando da casa fuori 8 ore, l'hanno fatto con tutto quello che avevano e se lo meritano, se lo meritano. Forza Marina! Licata e Marina di Ragusa, due straordinarie nuove realtà per la prossima stagione nel campionato di Serie D. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, non cambiate canale, tra poco sarà ancora Gold 78 e l'appuntamento speciale di Penalty, aspettando i Penalty Awards. Nello splendido scenario del Teatro Garibaldi di Enna vi aspettiamo per il galà del calcio dilettantistico siciliano, la 6ª edizione dei Penalty Awards. Da non perdere! Penalty Awards 2019, 6ª edizione. Gli atleti migliori, i più importanti allenatori, i dirigenti più bravi. Tutti insieme nell'evento più atteso ed esclusivo del calcio dilettantistico siciliano. Lunedì 3 giugno alle 17 con ingresso gratuito. Il calcio dilettantistico siciliano va in passerella al Teatro Garibaldi di Enna. Penalty Awards, il grande galà dello sport con la presenza dei più importanti nomi dello sport, dello spettacolo e del giornalismo. In onda su Gold 78, canale 78 del digitale terrestre. Domenica 9 giugno alle 19 e in replica lunedì 10 alle 23:30. E da non perdere, domenica 16 giugno, sempre alle 19. Il backstage con interviste e curiosità del grande galà del 3 giugno. Penalty Awards 2019, 6ª edizione. Presenta Ettore Tortorici. TV, non solo tutto quello che senti e vedi. Bring the action. Le anteprime e gli ospiti musicali, le news dal mondo dello spettacolo, le classifiche di vendita, le schede delle star della musica e non solo. TV, un programma curato e condotto da Ettore Tortorici. Bring the action. Audio Jungle. Rientrati dopo la pubblicità, amici sportivi siciliani di Gold 78, vi ricordo che siamo in onda tutte le domeniche a partire dalle ore 19. Oggi una puntata un po' particolare perché stiamo rivivendo le feste legate alle promozioni vincenti di alcune squadre importanti del campionato dilettantistico siciliano. Però prima di parlare di promozione voglio farvi rivedere la bellezza, la spensieratezza di un torneo giovanile, quello di Enna, disputato proprio durante la settimana pasquale ad Enna.
Stadio Comunale Gaeta di Enna. Ci troviamo qui perché parte ufficialmente l'8ª edizione del torneo di Pasqua Enna 2019. Un torneo riservato alla categoria primi calci e pulcini. Tanti bambini, una bella atmosfera pasquale e soprattutto anche importante la presenza dell'Atalanta Calcio. Quest'anno abbiamo il piacere di ospitare l'Atalanta, quindi da questo punto di vista è un torneo a livello nazionale. Ma abbiamo tante realtà della Sicilia, da Catania, da Palermo, del Nisseno e della provincia di Enna. E sono 10 squadre che in 2 gironi, divise in 2 gironi, girone A e girone B, un girone a 2008 e un girone 2009, che si sfideranno in questo bello stadio che grazie alla disponibilità dimostrata dall'Enna Calcio, che ha messo a disposizione questo campo, ma soprattutto devo ringraziare il Comune di Enna, l'assessorato allo sport, nella persona dell'assessore Ferrari e il collegio del rettore delle confraternite ennesi, che hanno patrocinato questo evento, che è stato inserito appunto negli eventi collaterali ai riti della Settimana Santa. Lo scopo, oltre sportivo, è anche turistico, perché avremo anche le guide turistiche dell'associazione del presidente Murgano, che gratuitamente metterà a disposizione 3 guide per far apprezzare le bellezze della nostra città. L'inizio, che è stato nel 2004, che siamo giunti all'8º, con intervallo a volte, era proprio quello di far apprezzare la Settimana Santa, soprattutto il Venerdì Santo. Diciamo che stiamo cercando di fare qualcosa di bello per la nostra città, perché è una funzione religiosa, turistica, sportiva, ma è anche il mio obiettivo è stato sempre quello di fare un servizio per la città di Enna. Io sono innamorato molto della mia città e non me la deve toccare nessuno, perché Enna ha tante cose belle. Mister Stefano Bonaccorso, responsabile dell'attività di base dell'Atalanta, qui all'interno di un progetto meraviglioso dell'Enna Calcio, un progetto inserito nella settimana di Pasqua, tanti bambini, anche un divertimento. Assolutamente, partecipiamo al torneo grazie alla disponibilità dell'ente locale a questo torneo, all'insegna sì del calcio ma soprattutto del divertimento. Per i nostri ragazzi sarà un'esperienza di vita, perché il fatto di stare lontano da casa, vivere qualche giorno
cercare di gestirsi in modo autonomo i momenti che sono fuori dal campo, diventerà un'esperienza di vita, un'esperienza educativa e sociale di grande rilievo. Oltretutto la possibilità di conoscere una città nuova con la sua cultura, col suo evento storico, l'evento pasquale ci permetterà dal punto di vista culturale di crescere. E poi ci sarà il momento sportivo che per i bambini sarà l'evento più importante, all'insegna sì del risultato ma anche e soprattutto del divertimento, del confronto leale e della possibilità di crescere che in tornei come questi, visto che si disputeranno più partite in pochi giorni, è un'esperienza decisiva. Stamattina si è toccato un argomento sempre importante che è impegnarsi nello sport per vincere o impegnarsi nello sport per far crescere calciatori e persone. È sempre questo il leitmotiv, no? Ci sarà un giorno in cui si dovrà fare sport per vincere, ma parliamo dell'età adulta, di quando un ragazzo raggiunge la maturità, e però nel settore giovanile dovremmo preoccuparci soprattutto di crescere bravi atleti, sì, sicuramente bravi calciatori, ma anche persone educate dal punto di vista sportivo. Si faceva riferimento stamattina alla capacità di essere autonomi, no? Autonomi nel gestire il proprio abbigliamento sportivo, oppure autonomi nell'aiutare l'allenatore a preparare, a sparecchiare il campo. Insomma, una volta che abbiamo fatto l'allenamento, i bambini dovrebbero avere la responsabilità di dire: bene, riponiamo gli attrezzi ordinati nell'appositi contenitori, perché anche questo fa parte del calcio, di essere ordinati e essere autonomi nella gestione anche delle piccole cose quotidiane. Mister, lei gira tutta l'Italia per presentare i suoi master. Com'è la situazione in questo momento? Noi conosciamo molto bene quella siciliana, possiamo immaginare quella lombarda, dell'Atalanta e di tante altre società, ma l'altra Italia come la vede? Così dal punto di vista sportivo, stamattina sottolineavamo un problema che è un po' quello della carenza della pratica. Forse ci si allena un po' troppo poco in Italia, parlando di calcio, 2 allenamenti alla settimana e una mezza partita, perché giustamente parlo dell'attività di base, i bambini devono giocare tutti, forse un po' poco per aiutare i bambini a sviluppare quelle competenze calcistiche che gli potrebbero permettere di coronare magari il sogno di diventare calciatori. Quindi a questo punto di vista dovremmo fare una riflessione al nostro interno, per esempio per inserire una maggior quantità di pratica, che vorrebbe dire, non so, provare ad inserire il terzo allenamento proprio come abitudine, magari un terzo allenamento basato anche più sul gioco, sull'attività di gioco, che però potrebbe essere determinante per le nuove generazioni di calciatori. Siamo con Claudio Lucchini, responsabile scouting dell'Atalanta Calcio, nel contesto di questa bellissima iniziativa legata anche e soprattutto alla settimana di Pasqua, un torneo riservato ai primi calci e ai pulcini, bambini che faranno colore a questa bellissima settimana di Pasqua. Sì, assolutamente, appunto la nostra squadra Leva 2009 è giunta appunto stamattina, tra l'altro ho avuto anche modo di vedere la location presso il lago di Percusa, e devo dire appunto che è entusiasmante, anche perché portare questi bambini in Sicilia, i bambini appunto di Bergamo, a conoscere le realtà delle nostre affiliate è un momento importante di confronto e di formazione, senz'altro. Come lo sarà allo stesso tempo anche il momento in cui anche i bimbi di Enna verranno a trovarci presso il nostro centro sportivo di Zingonia, un appuntamento che appunto abbiamo pensato e stiamo programmando con il presidente di Dio e l'intero staff della società nostra affiliata. Com'è la realtà in questo momento qui in Sicilia? Lei che gira veramente tutta la Sicilia per scovare e anche per costruire un rapporto sempre più diretto con le scuole calcio. Diciamo che è una realtà dove c'è tantissima voglia di crescere, di formarsi, che però sotto alcuni punti di vista
entra in contrasto con la poca qualità. È difficile oggi, ecco, pensando nel mio lavoro che è prettamente di scouting, riuscire sempre a centrare l'obiettivo portando il giocatore a Bergamo. Sicuramente il livello a Bergamo è molto alto, questo sì. Dall'altra parte dico sempre che il giocatore di qualità è il prodotto del lavoro degli anni fatto dalle scuole calcio, e su questo appunto la nota dolente è che sono sempre meno le società che lavorano con una certa programmazione, con una certa appunto qualità che dipende soprattutto dagli allenatori bravi. Stamattina abbiamo centrato tante problematiche che effettivamente riscontriamo soprattutto in Sicilia, al quale devo dire che non è proprio come tanti dicono ma non abbiamo le strutture, no, non è assolutamente vero, le strutture ci sono, vanno sicuramente alcune riqualificate. Per esempio so che appunto qui in provincia di Enna c'è un progetto sulla realizzazione, quindi a volte è un alibi, la realtà è che dobbiamo lavorare sulla formazione degli allenatori e soprattutto dobbiamo anche essere bravi a saperceli tenere questi bravi allenatori educatori, gratificandoli sotto tanti punti di vista. Siamo doppiamente soddisfatti perché finalmente ad Enna, nel contesto di una bellissima settimana di Pasqua, si parla anche di sport. Un giorno siamo riusciti a mettere insieme, attraverso questo connubio, tradizione religiosa, che per noi è anche culturale e turistica, e sport, all'interno di una città che vanta una tradizione tanto da un punto di vista quanto dall'altro. Siamo all'interno di una cornice calcistica che grazie alla dirigenza dell'Enna Calcio si è rimessa in moto calcisticamente parlando, all'interno di una struttura, il Generale Gaeta, che ha una sua storia, una sua tradizione, il cui manto erboso che per noi è motivo di grande orgoglio e grande soddisfazione. E siamo qua grazie agli organizzatori di questa manifestazione, con Ragionier di Dio in testa e tutti coloro che hanno collaborato, a sottolineare un momento di sport, che assieme appunto alla scuola calcio, all'Enna Sport 2004, quindi che ci consenta proprio di andare incontro alle esigenze soprattutto dei giovanissimi, perché grazie al gemellaggio con i dirigenti dell'Atalanta, che ringrazio per la loro presenza e che invito a godersi questa settimana anche da un punto di vista dei riti, si assiste ad una settimana calcisticamente molto impegnativa, perché non è soltanto un evento sportivo, un evento agonistico, ma anche un evento istruttivo e formativo, grazie a ciò che l'istruttore dell'Atalanta Calcio sta mettendo a disposizione dei nostri dirigenti, dei nostri calciatori e degli alunni della facoltà di scienze motorie dell'Università Cuore di Enna. È chiaro che quando parliamo di calcio parliamo anche e soprattutto di scuole calcio, ed un territorio così importante come Enna è giusto che venga sempre di più valorizzato con tante scuole calcio, non soltanto quelle localizzate nel centro. Sì, ho avuto la conferma durante questo mio mandato che il calcio è parecchio sentito nella nostra città, ripeto, la tradizione che ne la vantavamo da tanti anni, ma non pensavo che ci potessero essere così tanti giovanissimi che si sono avvicinati al calcio e conseguentemente alle scuole di calcio, che consentono loro di crescere da un punto di vista formativo calcistico. Intendo però sottolineare che è importante la funzione di crescita sana che la scuola calcio svolge all'interno delle nostre strutture sportive, che cerchiamo ogni giorno sempre di mettere in maniera più adeguata a disposizione di loro, perché penso che lo sport debba continuare ad avere una funzione formativa assieme a quella che è la funzione formativa della famiglia e la funzione formativa della scuola. Io ritengo che questo trinomio, famiglia, scuola, sport, sia il trinomio fondamentale per la crescita sana dei nostri ragazzi, e infatti dico sempre: studiate, state bene a casa, ma soprattutto formatevi da un punto di vista calcistico, comunque sportivo. Poi noi speriamo che emerga pure il campione, ma intanto la crescita formativa che dà lo sport in termini di confronto, di sofferenza, di sacrificio, di competizione, ritengo che sia assolutamente fondamentale per la crescita sana dei nostri giovani.
sicuramente è una bella soddisfazione, e questo se ne deve dare atto al carissimo e amico Luigi Di Dio, che ha sposato questo progetto da 8 anni e lo porta sempre con entusiasmo e con voglia quello che in effetti vuole realizzare in effetti quello di portare tanti bambini allo sport più bello del mondo, che è quello del calcio, e questo mi trova sempre in sintonia, perché in effetti è quello che io ho sempre sostenuto. Io vengo dal settore giovanile, per quasi 20 anni sono stato responsabile del settore giovanile della società Città di Enna, che poi ha dato la fusione con la Trinacria all'Enna Calcio, e questo è bello, diciamo, trovarci qua in un luogo, in un sito che era un simbolo per Enna città, il Gaeta che è stato veramente, per me piccolo e per tutti, penso gli ennesi, è stato un esempio di tutti per fare del buon calcio, e l'Enna Calcio l'ha fatto qualche cosa. Mister Nicola Cosimano, allenatore dell'Enna Calcio, atmosfera bellissima sotto la festività di Pasqua, un torneo per i primi calci e i pulcini, insomma tanti bambini, a dimostrazione che Enna si è risvegliata. Sì, devo dire che è una cosa molto bella, bellissima anzi. Avere poi l'opportunità di avere anche una società come l'Atalanta Calcio che partecipa a questo torneo è a dimostrazione che a Enna si cerca di fare qualcosa di importante guardando il futuro, quindi sicuramente una manifestazione molto, molto bella e importante. Ma io penso che questo appuntamento organizzato dagli amici delle scuole di calcio sia oramai un appuntamento consolidato. Do il benvenuto a nome di tutta l'amministrazione, col sindaco in testa, oltre che mio personale, a tutti coloro che ci onorano per la loro presenza, accoppiando questo binomio sportivo, per cui verremo a seguire questi giovanissimi atleti, all'aspetto anche religioso della tradizione e turistico, perché molti di questi atleti, essendo piccoli, sono accompagnati dalle proprie famiglie. Per cui diamo il benvenuto a loro, che trascorrono una serena Pasqua, che arricchiscono con il loro spirito di grande cristianità e di grande afflato religioso, e un benvenuto e un ringraziamento anche ai dirigenti dell'Atalanta che ci onorano della loro presenza.
Giornata conclusiva dell'8ª edizione del torneo di Pasqua ad Enna. È stata una bellissima manifestazione iniziata prima del Venerdì Santo, appuntamento importante per la comunità di Enna, e conclusasi proprio il sabato. Una bellissima atmosfera dove il connubio religione e sport è andato a braccetto ed è stata veramente una bellissima esperienza.
Siamo con il professor Giuseppe Diana, responsabile delle attività di base del settore giovanile, delegazione FIGC di Enna. Atmosfera pasquale, bellissima, una buona occasione per vedere tanti bambini giocare, divertirsi nel contesto pasquale e anche uno scopo, quello giustamente di far capire che il calcio è anche questo gioco. Il torneo ogni anno ha avuto un'evoluzione positiva, addirittura quest'anno siamo passati da un campionato, da un torneo regionale a un torneo nazionale. È sicuramente di grandissimo prestigio avere una società come l'Atalanta che viene a calcare il Gaeta di Enna. Un onore per tutte le società siciliane che hanno potuto così gareggiare con questi ragazzi che sono sicuramente di un'altra categoria, perché appartengono a delle cantere dove l'organizzazione è sicuramente diversa rispetto alla nostra, però ecco, è l'occasione proprio per mettersi in gioco, per mettersi in mostra. Com'è in questo momento la situazione per quanto riguarda le scuole calcio nella provincia di Enna? Allora, noi attualmente in provincia di Enna, se parliamo proprio di scuole calcio che sono riconosciute, al momento ne abbiamo soltanto 2 di calcio a 7 e 2 di calcio a 5. Le altre società purtroppo non hanno i requisiti. Il limite forte è legato al fatto che ci sono pochissimi tecnici. Ormai noi sono tantissimi anni che abbiamo sempre gli stessi tecnici, perché non se ne sono formati dei nuovi. E aspettiamo la nuova generazione, tant'è che noi abbiamo fatto la richiesta di un corso UEFA-C, UEFA-C è quello per allenatori del settore giovanile. Speriamo proprio che a settembre di avere la possibilità di fare questo corso, proprio per avere una valanga, io mi auguro una valanga di nuovi tecnici e possano permettere anche di dare linfa un attimino a territori dove in questo momento non c'è più attività giovanile. Per esempio, faccio alcuni esempi: la zona nord come Sperlinga, Cerami, Nissoria, ma nella zona sud per esempio Pietraperzia o la stessa Valguarnera, dove quest'anno si arriva a fare al massimo campionato esordienti. L'ingegnere Paolo Vicari, uno dei responsabili delle tante confraternite che fanno parte chiaramente della straordinaria atmosfera che ogni anno puntualmente Enna regala non soltanto ai fedeli ennesi ma un po' a tutti quelli che credono. Una cosa importante, la partecipazione all'interno anche di questa bella manifestazione di tanti ragazzini. Sicuramente è una cosa importante, ha detto bene lei, per noi a Enna Settimana Santa è un avvenimento, diciamo, che ormai tutti ci teniamo a fare bene, sia per l'evento religioso, ma anche siamo, grazie a Luigi Di Dio che si è prodigato, a fare convivere sia la religione con lo sport. Probabilmente sembra difficile il connesso, ma io lo trovo pienamente facilmente raggiungibile, nel senso che i ragazzi giustamente attraverso lo sport, attraverso le squadre che Luigi invita ogni anno qua in questo torneo, hanno la possibilità di vedere la nostra manifestazione religiosa che, diciamo, è molto importante, ma è famosa anche in tutto il mondo. Tantissimo lavoro preparatorio da alcuni mesi, ma soprattutto in questi 4 giorni è stato molto faticoso, perché accogliere tutte le 11 società, di cui l'Atalanta, che ci ha comportato notevole, perché non avendo i mezzi abbiamo dovuto fare di tutto, perché erano allocati in un bell'albergo a Pergusa, che hanno potuto chiaramente gustare e apprezzare il lago di Pergusa. E tutte le altre società devo ringraziarle, dalla Aurora Rossa di Campofelice, che ha pernottato pure qua a Pergusa, e la Valguarnerese, Renna Calcio, di cui ringrazio il presidente Enzo Grippaudo per la disponibilità che ha dato per fare disputare questo torneo a livello nazionale sul Generale Gaeta, rinnovato col Manderboso. L'FCN, la Valguarnerese, la Riesi 2002, e la Promo Sport Calcio di San Cataldo. Pensiamo già alla 9ª edizione il prossimo anno, bisogna incominciare a pensarci forse fin da adesso. Sì, sicuramente ci riposiamo un po' di giorni, già abbiamo le idee chiare, con qualche modifica vogliamo continuare sempre su questo filone a livello nazionale, invitando in modo preventivo, anticipando tutti i tempi, e altre società professionistiche.
Volevo ringraziare tutti i componenti del nostro staff, sia dirigenziale che tecnico, che si sono prodigati per questa manifestazione, con in testa il signor Bonasera, il signor Gulina e tutti gli altri, dal tecnico restivo che ha guidato i pulcini, il signor Passamonte, il signor K. Ora è venuta anche, ringrazio la dottoressa Silvana Ferrarello, Giuseppe Adamo, Dario Giaimo. Giornata conclusiva, Assessore Ferrari, è stata una bellissima festa di sport e di religione. È una 3 giorni intensa da un punto di vista sportivo sicuramente, con le squadre che hanno brillato, che nonostante la tenera età ma già hanno dimostrato di avere tanto in corpo, e naturalmente in un contesto religioso e di antiche tradizioni ennese che ha fatto da cornice, ritengo sicuramente meritevole, perché la processione come sempre ha coinvolto tanti cittadini non solo ennesi ma anche provenienti da altre realtà. Ci mettiamo subito al lavoro per la prossima edizione a questo punto, dato che questo connubio è risultato vincente. Sì, grazie agli organizzatori, al Ragioniere di Dio, a tutto il suo staff, quindi questo connubio si è dimostrato sicuramente vincente, per cui squadra che vince non si cambia, tanto per utilizzare con una dialettica calcistica, per cui da domani mattina ricominceremo a lavorare per cercare di migliorare sempre più questa manifestazione che comunque già di suo è sicuramente all'altezza. Atalanta vincente in questo torneo, ma a prescindere dal risultato finale, una bellissima esperienza qui ad Enna. Sì, una bellissima esperienza per noi, per i bambini, per i mister, per i dirigenti che ci hanno seguito. È sempre bello venire in Sicilia, già altri anni io ho avuto esperienze di un torneo in Sicilia l'anno scorso a Messina. A Enna sinceramente non c'eravamo mai stati, siamo contenti di essere venuti. Giornata conclusiva di questa 8ª edizione del torneo di Pasqua ad Enna. Allora, per salutare tutti i ragazzini che hanno partecipato a questa bella manifestazione, il saluto lo fanno proprio loro, i protagonisti assoluti. Tanti bambini, è stata bellissima l'esperienza che ho vissuto personalmente anche a Enna durante la 3 giorni legata all'atmosfera pasquale. Parliamo di promozione adesso e lo facciamo con le clip vincenti di alcune società che la prossima stagione disputeranno il campionato di eccellenza. Iniziamo con l'Oratorio San Ciro e San Giorgio.
era 9 mesi che volevo fare un'intervista, però sai come la penso, alla fine dei giochi era giusto parlare. Abbiamo avuto molte persone contro, chi ci credeva, chi non ci credeva. Siamo partiti per niente, ma siamo arrivati ad esaudire un sogno, qui poi passo dopo passo ci abbiamo creduto tutti, noi, tifosi, dirigenza, chiunque, perché si sono appassionati a questa squadra, a questo gruppo che ha dato l'anima fino alla fine. È stato avere un senso di liberazione, perché oggi non ho giocato bene e ne sono consapevole che non ero molto in forma, però il calcio è questo, sbagli. Il calcio è questo, sbagli, non indovini una palla, poi magari te ne arriva una come quella, tiri. All'inizio comunque pensavo non entrasse perché l'ha toccata il portiere, ma quando è entrata è stata proprio una liberazione assurda. Bellissimo, sono contento per me, per tutti, per i tifosi, per i compagni, per il mister, per tutti i sacrifici che abbiamo fatto, ma alla fine non è questo che importa, sapere giocare, quello che sia, il cuore deve andare oltre l'ostacolo, oltre tutti i sacrifici, questa è la cosa più importante. È una cosa, alla gente che non ci ha mai creduto fin dall'inizio e che ci ha criticato e che ha detto che sono vecchio, che non posso giocare, prima si fanno i fatti, poi si tirano le somme alla fine. Per quest'anno abbiamo vinto noi, come si dice. È un sogno che si avvera, è un paesino piccolo, una matricola che vince quasi tutte le partite, 2 sole sconfitte, e vince un campionato di promozione e per la prima volta va in eccellenza, un'impresa storica. Vedere anche una classe dirigente del Marineo, in questo caso giovane, imprenditoriale, che punta chiaramente anche forse la vera forza di questa realtà. Mi ricordo ancora che in estate molti anche tifosi addetti ai lavori di altre squadre ci prendevano in giro, dicevano che non eravamo in grado di portare una squadra a salvarsi addirittura in questo campionato. Ci siamo tolti un bel sassolino dalle scarpe, la nostra forza è il gruppo, sia nei giocatori sia nei dirigenti, siamo davvero una bella famiglia. Il calcio davvero è passione, può essere un hobby, lei chiaramente lo vive come tale. Sì, ne ho parlato un po' prima, lo vivo come hobby perché ringraziando faccio altro nella vita e non l'allenatore di calcio, anche se questa è una passione per questo sport veramente immensa che solo chi ha fatto calcio capisce, perché un ragazzo a 40 anni, tra virgolette come me, che fa ben altro nella vita professionalmente, riesce anche a trovare il tempo per fare il calcio. E gli hobby, mi dicevano persone più grandi, sono tanto più belle quanto più richiedono sacrificio, e quindi diciamo che col sacrificio di tutti abbiamo fatto anche un'impresa storica. Ma che sapore ha questa promozione storica per una comunità nel rapporto con la tifoseria? Il rapporto è stato meraviglioso, è un sapore molto molto bello. Quello che è successo a Marineo è dell'impossibile, perché era un campionato che non doveva vincere con delle squadre che c'erano, ma con i sacrifici della società e poi il grande lavoro del mister, che ha saputo mantenere non un gruppo, una famiglia, perché è stata una famiglia unita fino all'ultimo secondo. Visto l'ultima partita da 2-0 a 2-2, nel finale vincerla con Santino, il gol al 95esimo del primo tempo supplementare, è stato anche lì, il sapore è stato ancora più bello. Questa vittoria del Marineo dimostra come la perseveranza, il senso del sacrificio vengano premiati. Una squadra che vince un campionato così importante, approda così al campionato di eccellenza con uno spogliatoio e tanti ragazzi in campo che hanno veramente dimostrato grande determinazione. Un plauso va quindi a tutti i giocatori, al gruppo dirigente, al presidente, al mister. Tutti si sono contraddistinti per grande forza e determinazione. Adesso li aspetta un campionato difficile, ma sono certo che guidati da questa grande forza riusciranno anche lì a fare altrettanto bene. Oratorio, San Ciro e San Giorgio, campionato bellissimo.
vittoriosi anche e soprattutto nello scontro spareggio contro la Don Carlo Missilmeri. Prossima stagione sicuramente impegnativa per quanto riguarda la squadra di Marineo. Sarà impegnativa anche quella per il gruppo di Cefalù, che ha vinto il suo girone B del campionato di promozione e la prossima stagione disputerà il campionato di eccellenza. Calcio d'inizio della Cefalù. 18° minuto, calcio d'angolo di Di Franco, colpo di testa di Marco Clemente e la palla va in rete. La Cefalù è in vantaggio, 18° minuto, 1-0. Partita, finisce l'incontro, risultato finale 1-1. La Cefalù è promossa in eccellenza. Al triplice fischio di chiusura si scatena la festa dei tifosi che vogliono portare in trionfo tutti i giocatori gialloneri. Il merito maggiore di questo successo senza dubbio va al presidente della Cefaledium, Giuseppe Barranco, che ha lanciato alla fine dell'estate scorsa questo progetto di fare rinascere la Cefaledium, conquistando la fiducia di tantissimi sportivi. Dal punto di vista tecnico bisogna elogiare soprattutto l'allenatore Giancarlo Ferrara e il capitano Giampiero Clemente. Ferrara ha avuto il grande merito di tenere unito il gruppo mettendo ogni giocatore a proprio agio, ruotando spesso la formazione e creando un buon assetto tattico di gioco. Il capitano Giampiero Clemente ha messo a disposizione della squadra e dei compagni tutta la sua esperienza, segnando tante reti importanti che lo hanno portato in vetta alla classifica dei marcatori. A tutti i giocatori impiegati quest'anno va il ringraziamento di tutti gli sportivi cefaludesi, perché ognuno, chi tanto e chi meno, hanno contribuito a raggiungere questo traguardo prestigioso. Penso che un giorno così non ritorni mai più, mi dipingevo le mani e la faccia di blu, poi d'improvviso venivo dal vento rapito e cominciavo a volare nel cielo infinito. Volare! Oh! Cantare! Oh! Nel blu, dipinto di blu, la cepa per ora non c'è più. Cefaledium che ritorna nel calcio che conta, complimenti, in bocca al lupo per la prossima stagione. Un in bocca al lupo va anche ai ragazzi della Cicatena guidati da Vittorio Iemma, che vincono il loro girone e la prossima stagione riassaporeranno il campionato di eccellenza. Sicuramente è stata un'annata trionfale, dove dalla prima giornata fino all'ultima siamo stati primi. Io sono arrivato a dicembre, ho dato il mio contributo e sono felice soprattutto per il paese di Cicatena, che dopo 8 anni respira finalmente il calcio, quello diciamo regionale, quello vero, l'eccellenza, il massimo campionato regionale. Vorrei ringraziare il patron Gaetano Giannetto, Franco Giannetto, il presidente Fabio Rapisarda, che
hanno realizzato questo sogno. Lunga e difficoltosa cavalcata della Cicatena, ma alla fine vincente in questo girone C del campionato di promozione, così come è stato vincente anche il campionato del Ragusa nel girone D del campionato di promozione. Penalty Awards 2019, sesta edizione. Gli atleti migliori, i più importanti allenatori, i dirigenti più bravi, tutti insieme nell'evento più atteso ed esclusivo del calcio dilettantistico siciliano. Lunedì 3 giugno alle 17 con ingresso gratuito. Il calcio dilettantistico siciliano va in passerella al Teatro Garibaldi di Enna. Penalty Awards, il grande galà dello sport con la presenza dei più importanti nomi dello sport, dello spettacolo e del giornalismo. In onda su Gold 78, canale 78 del digitale terrestre. Domenica 9 giugno alle 19 e in replica lunedì 10 alle 23:30. E da non perdere, domenica 16 giugno, sempre alle 19, il backstage con interviste e curiosità del grande galà del 3 giugno. Penalty Awards 2019, sesta edizione. Presenta Ettore Tortorici. Complimenti dunque alle squadre che raggiungono il campionato di eccellenza, chi vincendo il loro girone oppure quelli che lo hanno fatto nei vari spareggi promozione. Adesso parliamo di prima categoria e dato che siamo orgogliosi di raccontare alcune belle nuove realtà, voglio farvi rivivere la festa dell'Unitas Sciacca. Unitas Sciacca, per intenderci una squadra gloriosa del campionato dilettantistico siciliano, sino a un paio di anni fa anche in Serie D. Sta ricominciando a ricarburare, pertanto siamo contenti perché adesso Sciacca la prossima stagione disputerà il campionato di promozione. Così come stiamo vedendo la rinascita del calcio che conta a patti. La nuova rinascita vince il suo girone di prima categoria, la prossima stagione sarà in promozione.
Siamo arrivati i primi innanzitutto. Fortunatamente sono riusciti a sbloccarle, era difficile, sapevamo che il Trieste veniva qua e non ci regalava niente. Abbiamo imposto il nostro gioco, come abbiamo sempre fatto fino adesso, e siamo riusciti a portare questi 3 punti che ci hanno permesso di conquistare questa benedetta promozione. Dopo tanti anni il Patti ritorna in promozione, cosa ci dobbiamo aspettare? Ci aspettiamo innanzitutto di continuare su questa strada, sempre con la stessa mentalità. I ragazzi ci hanno messo l'anima e anche il prossimo anno ci metteremo tutto quello che abbiamo dentro per difendere i colori del nostro paese. L'abbiamo sempre detto che Patti meritava un'altra categoria, non da ora ma da sempre, anche quando non giocavo qua a Patti, quindi da questo punto di vista diciamo che abbiamo raggiunto uno dei campionati prestigiosi che magari il paese di Patti merita. Questo è un gusto particolare, un gusto nel mio paese, dove io ho lasciato il calcio 20 anni fa, dove ho lasciato la squadra in eccellenza, e ritornare qua e portare il calcio, non ti dico in un grande palcoscenico, nella promozione, che è la categoria un po' più adeguata al paese di Patti in questo momento di sacrifici e di problemi economici anche che ci sono per gestire le società, diciamo che è una grandissima soddisfazione. È un giusto premio a tutti i sacrifici che abbiamo fatto in questa stagione, che abbiamo fatto io, mio fratello, Filippo Stroscio, un po' tutta la società. Io non voglio dimenticare nessuno, quindi non voglio continuare con i nomi. Quindi dico che tutti hanno fatto la loro parte e tutti comunque hanno dato il proprio contributo. Ora il punto principale sarà, dopo una bella settimana di riposo, sarà quella di incontrarci con l'amministrazione per vedere di sistemare questo nodo della tribuna, che è un punto di partenza per la promozione. Noi siamo pronti, abbiamo molto entusiasmo, credo che la gente abbia capito che anche il nostro modo di pensare, che è quello di avere tutti i ragazzi di Patti e accontentare appunto questi ragazzi che fanno sacrifici enormi. Nuova rinascita Patti, la prossima stagione nel campionato di promozione, così come per la prima volta nel campionato di promozione ci arriva anche il Chiaramonte Gulfi. Ovunque voi giocate, noi ci siamo! Diciamo che si poteva arrivare a questo traguardo anche prima, però durante il percorso ci sono stati dei piccoli problemucci, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Con la vittoria di oggi possiamo dire che siamo in promozione. Cosa vuol dire adesso per una piccola realtà come Chiaramonte affrontare un campionato difficile come quello di promozione? Ma diciamo che il salto di categoria è un bel salto, perché dalla prima alla promozione diciamo che il campionato di promozione è molto ma molto più impegnativo. Ci dobbiamo organizzare bene sin da subito e puntare più che altro sul settore giovanile, che è una cosa importantissima, ma non solo per il campionato di promozione ma per tutto il calcio. All'inizio era insperato perché non eravamo partiti con queste aspettative, però partita dopo partita ci abbiamo creduto sempre di più fino ad arrivare ad oggi per questa meravigliosa giornata che meritiamo giustamente noi come gruppo dirigente, i ragazzi soprattutto e tutta la città di Chiaramonte, che è la prima volta che vede la sua squadra di calcio in promozione, quindi penso che sia qualcosa di storico. All'inizio non si era pianificato di arrivare a questo punto, però poi giorno dopo giorno, facendo un campionato di protagonisti, poi abbiamo capito che ce la potevamo fare. Complimenti anche al Comiso, non so che cosa ha fatto, se ha vinto o perso, però faccio i complimenti anche a loro, è stato un campionato veramente
entusiasmante, emozionante, pesante, perché non è facile vincere, o in prima categoria, in Serie A, in qualsiasi categoria penso che è sempre difficile vincere, però ho detto prima negli spogliatoi, ringraziando tutti i ragazzi per questo sogno che mi hanno fatto vivere. Grazie a tutti. Un grandissimo campionato. Sì, veramente un grande campionato, non ce l'aspettavamo dall'inizio perché eravamo una squadra neopromossa, ma ce l'abbiamo messa tramite i sacrifici diciamo che sono stati ripagati alla grande con quest'ottimo traguardo che abbiamo raggiunto oggi. Sì, l'anno scorso abbiamo vinto la Coppa e siamo andati in prima categoria e quest'anno come matricola abbiamo vinto il campionato, quindi più di questo non si può fare. Complimenti al Chiaramonte, prossima stagione nel campionato di promozione per la prima volta, mentre ci ritorna dopo qualche anno di assenza il Città di Comiso. Ci tenevamo tanto a vincere questo derby, questo spareggio, la vittoria è arrivata, l'abbiamo voluta, ci abbiamo creduto fino alla fine e il risultato si è visto. Penso che ce la siamo meritata alla grande. Io faccio però in ogni caso i complimenti al Chiaramonte, tutta la squadra perché ha disputato un ottimo campionato e perché è stato un ottimo avversario in campo. Noi d'altro canto devo dire che abbiamo culminato la stagione in modo esemplare. Questo spareggio abbiamo decretato la vincente, però giustamente essendo arrivati a pari punti siamo vincitori tutti e due del girone. Complimenti al Chiaramonte Calcio che fino all'ultimo ci ha dato un po' di filo da torcere, comunque bravi anche al Chiaramonte e ai miei ragazzi pure. L'importante era vincere questa vittoria fin da quando abbiamo incominciato e alla fine ci siamo riusciti. Una grande festa dello sport, una bellissima partita, devo dire giocata con grande intensità. La marcatura è stata di Andrea Tummino, che è tra l'altro un mio alunno, e negli ultimi minuti è entrato anche un altro mio alunno, Stefano Licata. Quindi ho tifato non solo come sindaco ma anche come insegnante di questi splendidi ragazzi che hanno saputo fare un bel gioco durante quest'anno, hanno regalato a tutta la città di Comiso una bella promozione e hanno chiuso il campionato da capolisti.
arrivato il momento di festeggiare. Triplice fischio al Comunale di Nizza. La Val di Nisi conquista la promozione vincendo per 6-2 contro il Savonare, annichilendo letteralmente il girone D di prima categoria, cannibalizzando letteralmente ogni avversario trovato nella sua strada. Questa vittoria, è inutile nasconderlo, la dedichiamo a una persona che forse troppo presto ha dovuto lasciare questo mondo e forse diciamo che la Riviera si è dovuta privare di una persona veramente speciale che aveva tanto da dare ancora per questi ragazzi e per questa squadra. La vittoria naturalmente la dedichiamo interamente a lui, ma è una cosa troppo scontata. La vittoria la dedichiamo anche a tutti i ragazzi che hanno preso questo impegno e l'hanno portato a termine e a compimento, anche dedicando ogni partita e ogni prestazione a lui. Avevo già vinto nel settore giovanile, ma vincere in questa maniera, con tutte queste persone a campo, tutti questi tifosi è qualcosa di spettacolare. Da 2 anni noi che abbiamo preparato questa giornata, l'anno scorso abbiamo perso la finale, forse vincere in questa maniera è stata ancora più bella. L'unico neo purtroppo è l'assenza del nostro presidente che ci ha aiutato tutta quest'annata a costruire questo grande sogno. Intanto ci godiamo questa vittoria, poi subito da domani cominciamo insieme al direttore, insieme alla società a trovare quelle pedine che ci aiuteranno come ci hanno aiutato quest'anno con i vari Mazzullo, Goffredo, Simone. Sicuramente la società ci metterà a disposizione un gruppo forte per essere protagonisti anche in promozione. Festeggiamo questa vittoria che per noi è un traguardo comunque storico, perché questi 2 paesi all'inizio non erano mai stati in questa categoria in promozione, quindi per noi è una soddisfazione top. Sicuramente lui comunque da lassù una mano ce l'ha data e lo ringraziamo ancora oggi per tutto quello che ha fatto per noi. Campionato secondo me strameritato, una squadra costruita dopo la sconfitta diciamo il pareggio nella finale, cioè il giorno dopo eravamo pronti per ripartire più forti di prima. Poi durante l'estate c'è stata pure la scomparsa del presidente Manoti, un punto di riferimento molto importante per questa società. E la scomparsa del presidente diciamo che ci ha dato ancora più forza per dare magari il 101%, e quindi oggi festeggiamo perché l'abbiamo meritato veramente. Dico in anteprima che questa società è una società molto giovane e non si pone limiti. Siamo fra le squadre più disciplinate della Sicilia ed è una cosa a cui noi teniamo moltissimo, il momento in cui si sente dei campi difficili eccetera. Noi siamo intanto contenti e delle condizioni ambientali buone, di spettacolo, di amicizia eccetera, e anche di quello che è stato tutto il campionato della squadra.
Abbiamo raccontato il calcio dilettantistico siciliano per quanto riguarda questa stagione 2018 e 2019, amici sportivi siciliani, ma ancora è tutto in gioco. Perché? Perché giorno 3 finalmente conosceremo i nomi dei più importanti atleti, dei più importanti allenatori, dei più importanti dirigenti per quanto riguarda appunto questa stagione, e vi diamo appuntamento naturalmente per giorno 3 giugno presso il Teatro Garibaldi di Enna, dove all'interno di una kermesse straordinaria verranno nominati i più importanti appunto personaggi del calcio dilettantistico siciliano. Io mi congedo da voi, vi do appuntamento però a domenica prossima. Attenzione, perché domenica prossima la puntata di Penalty sarà ancora più speciale, perché presenteremo le nomination del campionato di eccellenza, del campionato di promozione e del campionato di prima categoria, che si daranno a battaglia per vincere appunto i Penalty Awards 2019, organizzati come al solito da Play Village e Beats 095, e quest'anno ancora una volta con la collaborazione diretta di Gold 78. Grazie a tutti, buon proseguo e appuntamento, vi ricordo ancora una volta, domenica prossima ore 19 per la presentazione ufficiale delle nomination dei Penalty Awards 2019. Grazie a tutti. Penalty Awards 2019, sesta edizione. Gli atleti migliori, i più importanti allenatori, i dirigenti più bravi. Tutti insieme nell'evento più atteso ed esclusivo del calcio dilettantistico siciliano. Lunedì 3 giugno alle 17 con ingresso gratuito. Il calcio dilettantistico siciliano va in passerella al Teatro Garibaldi di Enna. Penalty Awards, il grande galà dello sport con la presenza dei più importanti nomi dello sport, dello spettacolo e del giornalismo. In onda su Gold 78, canale 78 del digitale terrestre. Domenica 9 giugno alle 19 e in replica lunedì 10 alle 23:30. E da non perdere, domenica 16 giugno, sempre alle 19. Il backstage con interviste e curiosità del grande galà del 3 giugno. Penalty Awards 2019, sesta edizione. Presenta Ettore Tortorici.